Sdraiato a terra come tu, vestito bene ma Facevamo così, Diego, facevamo così poi. Un saluto a tutti gli amici di Gazzetta Regionale, bentornati su GR Review direttamente dalla redazione Verde. Nuova puntata, siete in compagnia di Simone Scibetta e del direttore responsabile Diego Cavaliere. Ciao Diego, come stai? Ciao a tutti ragazzi, tutto bene? Grande weekend. Bentornati ragazzi, grande weekend, grandi ospiti, rimanete con noi e prima di iniziare, come sempre, saluti al di là della telecamera, Riccardo Manai. Ciao Riccardo, facci sentire che ci sei. Ciao ragazzi. I due preziosi assistenti, Valerio Assistenti. Bravo Simone. Assistenti. alle vallette, alle vallette, Le veline. le due veline preziosissime, Valerio Depsis Beck, cordialmente Spalletti d'Epifanio, e al nostro, la stoccata la dovevo fare, e al nostro burattinaio, colui che muove i fili, Gabriele Piastra. Ciao Gabri. E Sulle mani, ciao a tutti. E io ho in linea Gabriele Ziantoni. Gabbo, ci sei? Perché mi hai lasciato solo? Dove sei? Ciao ragazzi, sono a Milano. Come sei a Milano, Gabri? Sono a Milano perché, vabbè, intanto mi stavo domandando che mondo gli stiamo lasciando ai nostri figli, il mondo in cui parla Simone Scibetta. Esatto, un bellissimo mondo, caro Gabri. Ma direi di no, un po' come l'Eurasia di Orwell, una cosa del genere, ma che poi il giorno Scibetta ti spiego che cos'è. Sì, va bene, va bene. Te lo racconto. No, sono a Milano perché, vuoi sapere, insomma, qui siamo affaccendati in tantissime altre cose oltre al calcio regionale, ma in realtà sono qui perché ho preso contatti per allargare Gazzetta Regionale anche in Lombardia. Bene, ottimo, bravo. attenzione. E speriamo di mandarci Scibetta il prima possibile. No, comincia così, Diego, per favore. Siamo appena all'inizio della puntata, Comunque torna presto, Ti abbiamo chiamato Gabriele perché oggi c'è un'intervista sul giornale molto bella fatta al cantante Brusco e stavamo dicendo ai nostri spettatori, anzi non glielo stavamo dicendo, glielo dobbiamo ancora dire, che con le tue interviste stiamo iniziando a spaziare anche in altri ambiti che non siano quelli prettamente calcistici. Cosa ci racconta? Perché stiamo cercando, grazie Diego, dell'assist, visto che poi ne parla anche Brusco, Giovanni Miraldi, in Alto Brusco, insomma lo conoscerete per tanti successi come Brandatissimo, Sangue, tutto quello che potete, anche la canzone per la Roma. E stiamo cercando di allargare un po' il nostro raggio d'azione, perché poi il calcio e la musica, il calcio è il teatro, il calcio è qualche altra cosa, sono cose che sono rivolte al gente, al pubblico, quindi vogliamo cercare dei punti di contatto tra la musica, la letteratura, anche la recitazione e il calcio. E con Giovanni l'abbiamo trovato, intanto perché lui è un questo manista dichiarato, sapete, abbonato in subito non so da quanti anni, e poi perché è insomma un ragazzo di grandi valori, così come ha dimostrato all'interno dell'intervista. È molto interessante, leggetela, perché si parla di calcio, anche di calcio elettorale, anche degli albori di Giovanni, di quando giocava a pallone quando era bambino. Si è definito una pippa, l'ha detto lui, io non voglio. Sì, ha detto che lui è un tigro e che gravita, visto che nel calcetto non c'è il fuorigioco, di fronte alla porta avversaria, aspettando. Che è quello che fai un po' tu, Gabbo, diciamo la verità. Veramente tanto, io sono partito a fare il centravanti, poi ho fatto il centrale, difensore centrale, e perché adesso sto dietro, così chiudo la porta e me la guardo da lì la partita. Dietro la porta, nel senso fuori dalla rete. a raccogliere i palloni. Fai solo fortissimo. Comunque Gabbo torna presto, ti aspettiamo. Ti aspettiamo, Gabri. Ciao a voi. Ciao Gabri. Allora, non solo Brusco, però un grande giornale, perché c'è stato l'aggancio del Nuova Florida in eccellenza, la Valle del Tevere ancora però ha una partita in meno, perché il Nuova Florida ancora deve riposare, però come al solito continua a tenere il banco il campionato di promozione, meraviglioso. Prima di presentare il nostro ospite, però, vorrei fare dei saluti, caro Diego. Vorrei fare dei saluti. Il primo. Ormai è diventata la sua trasmissione. Sì, io sono il presentatore, faccio quello che voglio. Il primo saluto a Marco Belli, direttore generale del Certosa, che oggi compie gli anni. Facciamo tanti auguri. L'anagrafe dice 49. Non è possibile. Ma poi io e lui peraltro condividiamo una caratteristica importante, che è la passione per il lui calcio. 49, che è la passione per il potrebbe calcio. essere il papà. Ho detto la passione per il calcio. E ultimo saluto. Per me il più importante, vorrei dare un bacio alla bellissima Francesca, che so che ci segue. Un bacio, Franci. Uso il programma per i miei scopi personali. Ma chi è? Signori, un giorno ve ne parlerò. E c'è un altro saluto, caro Diego. Sì, Qualcuno si è risentito. Si è risentito perché abbiamo fatto dei auguri a Marco Belli, l'altro lunedì non li abbiamo fatti ad Attilio Ortensi, li facciamo adesso. Ciao Attilio, tanti auguri. Vienici a trovare, caro Attilio. Lo stiamo aspettando, sta lavorando per la Spes, la sua nuova avventura.
siamo pronti. Comunque, parlando di promozione, il nostro primo ospite, che purtroppo non può essere qui per motivi di lavoro, è uno dei grandissimi protagonisti di questo campionato da tantissimi anni, tant'è che ce lo passano, è già in linea? È già in linea. Abbiamo il bomber. Abbiamo uno dei più grandi bomber, il del re dei calcio bomber laziale. Ecco con noi Daniele Barile, che ieri ha segnato il 200° gol in carriera. Buongiorno Daniele, come stai? Buongiorno, grazie. Ciao Daniele, benvenuto a Intanto GR Review. complimenti. Grazie. Senti, che cosa hai provato? Insomma, ieri è stato un gol particolare. Segnare 200 gol in carriera non è da tutti. Sì, poi soprattutto quando si parla di un esterno, di una seconda punta, quindi è un traguardo importante. Sì, un'emozione speciale, unica, soprattutto per la maglietta che mi è stata preparata. Ringrazio mia moglie e mia figlia. Ah, fatta in casa quindi. Fatta in casa, preparata sin da tutto. Bellissimo. La stiamo vedendo. Quindi un'emozione particolare. Devo solo che ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno messo a disposizione per fare questo, insomma. Ecco Daniele, il tempo sembra essersi fermato per te, comunque ogni anno quando si sente gol di Barilà, ma ancora Daniele, e invece tu continui a giocare con la stessa passione di prima, ecco, dove trovi gli stimoli per continuare a portare avanti questa passione? Ma sicuramente la passione e lo stile di vita, insomma, che mi permette di fare questo, insomma. Noi, se non sbaglio, l'altra settimana, 2 settimane fa, sul Corriere dello Sport è uscito tutti i vecchietti del Lazio, e ancora siamo in attività, se non sbaglio, visto che siamo ancora tanti, e quindi stiamo riflettendo su questo. Sicuramente veniamo da una generazione differente da quella di oggi. Siamo dei ragazzi in cui sappiamo fare dei sacrifici, ci sappiamo divertire, sappiamo allenarci bene, quindi tutto questo non fa altro che giovare e portarci avanti, insomma, per questa nostra passione. Ecco, hai parlato di una differenza di generazioni, che cos'è che manca? Quando tu ti approcci a un giovane ragazzo che entra in uno spogliatoio della prima squadra, le dinamiche sono un po' cambiate, si parla di giovani magari un po' più sfrontati rispetto a prima. Sì, adesso la metà dei compagni di squadra sono prettamente giovani, invece quando ci siamo affacciati noi in prima squadra era prettamente tutti gente adulta, grossa, malapena eravamo uno o due che giovani che si affacciavano in prima squadra. Ma io i giovani di adesso vedo poca attenzione particolari, poca voglia. Sono ragazzi sì che si vengono a allenare, che si impegnano, però l'attenzione che avevamo noi era a 360 gradi, cioè noi si andavamo a formare sugli avversari, chi sono i giocatori, tante piccole particolari che poi la domenica fanno la differenza. Invece vedo questi ragazzi si vengono a allenare ma con la testa da un'altra parte, e quindi noi grandi ci cerchiamo di spronarli, dargli tanti consigli. Poi giustamente quei pochi che riescono a prendere fanno salti di categoria, e gli altri giovani, mi dispiace, ma sfruttano solamente il fatto dei giovani di Lega, poi dopo si vanno a perdere. Vero, assolutamente considerazioni vero. giuste. Senti Dani, parliamo anche un po' del campionato. È un girone pazzo questo qui. Io vi seguo spesso, secondo me avete un'ottima squadra che ancora forse non ha dimostrato tutto il suo potenziale. Io penso ai vari Federici, Bendia, Di Cicco, te, insomma, questo è un gruppo veramente valido. La lotta per i playoff è aperta. Sì, ci giochiamo tutto, penso, con Vicovaro e Palestrina per Sì. un posto per i playoff. Tivoli sicuramente è una corazzata, è il salto di categoria, ha vinto il campionato. Piano Romano forse ha delle partite un po' difficili, però penso Vero. che il calendario ha 4-5 partite abbondanti, quindi penso che il secondo posto riuscirà a difenderlo. Non ci nascondiamo che nessuno ne ha promossa, e sì, forse quello che manca alla nostra squadra è un po' di maturazione, un po' di esperienza nei momenti importanti del campionato. Abbiamo passato, se non sbaglio, un mese e mezzo in cui non abbiamo vinto, quindi per raggiungere certi obiettivi era importante fare i punti in quel periodo. Però noi non ci nascondiamo, siamo un buon gruppo, secondo me dobbiamo, da neopromosso, dobbiamo porre le basi, soprattutto la società sia intelligente, per poi il prossimo anno fare un buon campionato di vertice, perché quest'anno a ranghi
sapevamo che quei Tivoli e Palestrina erano le super favorite, insomma. Quindi Dice- noi ci stiamo divertendo e proveremo a raggiungere questi playoff. Guarda Daniele, ti volevo fare l'ultima domanda, poi ti lasciamo al tuo lavoro, visto che sappiamo che sei dei 200 gol, quali sono quelli che ti ricordi con... Intanto se ti ricordi ancora il primo, da dove parte questo conto, che anno era, che partita era? Il primo me lo ricordo, era se non sbaglio era il 2001, il primo anno di Serie D, era appena affrontato, era un Taurisano Iserni a 0-1 a Barile. Ah, complimenti. Partiamo. Quindi In quella squadra c'era un grande giocatore che ancora gioca, che è Maurizio Alfonsi, che mi fece l'assist. questo è un duo, ragazzi. bellissimo aneddoto. E invece quelli che ti hanno regalato più emozioni, i gol della carriera, i gol della tua carriera, che hanno segnato la tua carriera, quali sono? I tre in particolare dei professionisti, con la Lodigiani nella Coppa Italia di C1, sicuramente contro Lanciano, poi una squadra insomma, la solita che ha fatto la Serie B contro l'Aquila, sono dei ricordi importanti. Nei dilettanti tra eccellenza, Serie D e promozione ce n'ho tanti, e quindi uno vale l'altro, insomma, me li tengo tutti ben stretti. Sono tutti nel tuo cuore. Esattamente. Daniele, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo, complimenti ancora, è da 18 anni che segni, quindi hai appena detto che è dal 2001, quindi ci vedo... Io avevo 10 anni, vabbè, ammazza addirittura. Ci vedo, non hai i capelli, aveva 10 anni, ora non hai i capelli. Anche a 10 anni non avevo i capelli, questo segreto incredibile. Daniele, ti ringraziamo. Ciao Daniele, grazie mille. Ciao. Anche Grazie, te. ciao Daniele. Insomma, Daniele Barile, grande personaggio, 18 anni di gol, grande i nostri gol. mezzi meravigliosi. Sì, le nostre vallette soprattutto che prendono ci aiutano. Daniele Barile, caro Diego, ex Pro Calcio Tor Sapienza. Calcio Tor Sapienza che comanda il girone B di eccellenza, un girone pazzesco visti anche i risultati di ieri, perché la Pro Calcio ha pareggiato in extremis sul difficile campo del Lavinio, dietro hanno vinto l'Audace, ha vinto l'Ausonia, ha perso il Pomezia, ha frenato anche l'Arci. Il risultato, con la vittoria del Sora ci sono 6 squadre in 4 punti, e meglio di lui non può raccontarci nessuno quello che sta succedendo in casa giallo-verde. Allora, è il momento di presentare i nuovi ospiti, ce li porta Francesco Mancin e parliamo di... Dillo tu, dico io. Davide Cianci, responsabile del settore giovanile della Pro Calcio Tor Sapienza, vieni Davide, e Marcello Cannizzo, dirigente della prima squadra. Venite, ciao ragazzi. Noi ci spostiamo, diamo spazio fuori al Un saluto Mancio. anche al nostro Mancio. Buongiorno a tutti. Francesco Mancin, esperto di eccellenza. Ragazzi, Mancio, lascio la parola a te, facciamo un bel punto. Benissimo. Prima di iniziare ricordiamo a tutti quanti coloro che ci stanno seguendo in diretta che possono interagire con noi mandando dei messaggi e li leggeremo naturalmente live. Assolutamente, fare domande scomode a Davide, che è un grande... Solo domande scomode. Allora ragazzi, un girone pazzesco, no? Dai, non c'è, si parla veramente di qualcosa di che. Tanto voi siete primi e quindi la favola continua e la squadra sta rispondendo bene. C'è un momento di pressione, quindi fare un po' di tutto. Non lavora nessuno questa Serie B. Come sta andando? Noi la vogliamo perché a questo punto siamo primi in classifica da un bel po'. Ultimamente le partite sono tutte difficili perché poi quando affrontiamo squadre dove anche là vogliono arrivare nelle prime posizioni, partite sempre difficili, per cui stiamo rallentando un po', però la classifica dice che siamo sempre primi, per cui andiamo avanti. Domenica abbiamo un altro scontro diretto che è il Sora, che comunque anche lì loro stanno a 3 punti da noi, quindi verranno lì da noi a fare la partita, però noi dobbiamo cercare di vincerla in modo tale di poter essere ancora primi in classifica, per cui andiamo avanti, siamo un po' in flessione, però speriamo che domenica possiamo fare il risultato. Non so se mi sbaglio, però come avevamo analizzato anche con Mancio, per assurdo nel momento in cui voi avete il big match sembra che giocate con meno pressione, tant'è che le avete vinti tutti, diciamo. Sì, noi giochiamo con meno pressione perché siamo partiti in questo campionato tranquilli, nel senso che noi
abbiamo diciamo, costruito insieme alla società, ha costruito la squadra giovane. Anselmi è un nuovo allenatore giovane, per cui viene dal settore giovanile e abbiamo avuto, molto bene. lo conoscevamo molto bene, molto bravo, quindi è stata una scommessa per la società e è una scommessa che fino ad oggi Avete sta dando ragione, per cui continuiamo così. Noi siamo lì e il mister sta lavorando bene, noi siamo una squadra molto giovane, per cui abbiamo più di 13-14 under, quindi cerchiamo di anche farli crescere questi giovani e stanno crescendo, piano piano stanno crescendo. Ecco, posso, se volevo chiedere a Marcello una cosa, Aspetta, visto aspetta. che... Sì. Può fare la domanda? Mi autorizzi? Mi autorizzi? Vabbè, dai, sì, Ok, posso. Allora, scusateci per il maglione di Cibe. cerco di concentrare il pubblico sul maglione E per il piuttosto che ciondolo, sui capelli. anche per il ciondolo voodoo. Perché io cerco di attirare l'attenzione qui, capito, piuttosto che qui. Vai, Lancio, vai. Torniamo a noi. Allora, Marcello, volevo chiederti, te che sei tanti anni, insomma, che vivi questo ambiente, che sei praticamente un'icona della 3 anni, calcio, comunque non sono tanti, comunque, però va sei bene. Intensi, 3 anni. 3 anni Sì, molto sì. molto Beh, intensi. sì, sì. Quindi vivi anche molto bene lo spogliatoio, sai cosa succede, sai insomma anche le dinamiche interne. Quest'anno si è creato un bellissimo gruppo, soprattutto a me, io mi ricordo la partita contro l'Arce, mi ha impressionato quella partita proprio per la voglia di tutto il gruppo, per come l'ha affrontato questa partita. Quindi ecco, se magari ci puoi svelare qualche piccolo retroscena, Guarda, di chi è il merito di Chi è il leader? questa... Chi è il leader? Guarda, Esatto. allora, Questa il maglia, merito no? è della società, dal presidente Armeni al direttore generale Stefano Volpe, la presidentessa Valeria Armeni, quindi tutti quanti hanno contribuito. È chiaro che una squadra così giovane bisogna far gruppo, quindi il mister è stato bravo a tenere questi ragazzi sempre lavorando, allenamenti su allenamenti, quindi li ha monitorati, diciamo così, Con i piedi per terra. con i piedi per terra, per cui ecco, questo è un gruppo che è unito. Io vedo anche giocatori purtroppo che magari giocano meno, però stanno lì, lavorano sempre, quindi si danno la mano uno con l'altro, quindi devo dire la verità, questo è un gran gruppo. Io non ho mai visto in 3 anni un gruppo così forte. Non ci scordiamo di Capoccione, di Stefano. Ah, di Stefano Esatto, Capoccione, che- lo troviamo qua fuori sull'acqua. Io non vedo l'ora che venga. Io Facciamo gli auguri, ha avuto un piccolo intervento, ha avuto un sappiamo, piccolo lo intervento, salutiamo. sta andando bene, quindi sta facendo un po' di fisioterapia. Buona scavalcata. Volevo anche Finché è primo. volevo salutare anche il presidente che ieri non è potuto venire alla partita perché ha influenzato, quindi spero che torna presto da noi e che noi lo vogliamo sempre lì presente. E salutiamo anche Massimo. Sono arrivati i messaggi. Sì, a proposito di saluti, Valeria Armeni sono bellissimi. Poi arriva un messaggio. Valeria però di Ma parte. si riferisce a me, si riferisce a me. No, lui Non è è possibile. Si riferisce a me, scusa. Daniele Barile, che appunto è appena intervenuto. Un abbraccio a Davide e Marcello, Forza Pro Calcio Sapienza. Grazie Daniele. Valentina Ramacci, dai Mancio. E poi arriva un saluto anche di Tatiana Paolini per appunto il Anche la ragazza lo chiama Mancio, peraltro. Questa è una cosa curiosa. È clamoroso. Senti, vai Diego. No, avevo chiesto prima, chi sono un po' i leader? Noi conosciamo da anni Edoardo Contori che è capitano, lo conosciamo, era già leader junior. Sì, i Bernardo leader Lino. sono quelli più grandi che sono i Santori, sono Della Penna, Grandi, Pinelli, stesso Jacopo Valerio. Camilli, diciamo questi sono i giocatori che comunque, ecco, è importante dirlo, sono quelli che danno anche ai ragazzi giovani questo, diciamo, questa voglia di far bene, di Sono un anche bel magari esempio. quasi di dare un esempio, che sono diciamo i maestri, oggi come oggi sono i maestri di questi ragazzi che hanno 18-19 anni, per cui quest'anno abbiamo fatto esordire anche altri ragazzi della Juniores, quindi stanno andando bene anche grazie a loro, perché comunque gli contribuiscono, gli danno dei consigli giusti in campo, fuori dal campo. Quindi Ecco Marcello, per ultimo vorrei chiederti, voi avete insomma il vostro punto vero di forza è la difesa, no? sì. Miglior difesa del girone B, seconda miglior difesa dell'intero campionato.
Insomma, solitamente con la miglior difesa, no? Sì, miglior difesa, però all'attacco insomma un Però, pochino di ecco, meno, fatto- però diciamo che sì, Dastorfo e Santori sono due centrali bravissimi. Il portiere vorrei Alessio fare- De Angelis è un De nostro, Angelis, per me è un mio pupillo perché io lo stimo moltissimo sia come ragazzo che come calcisticamente come portiere, per cui devo dire la verità, ecco, sono giocatori importantissimi, anche lo stesso Jacopo, Minelli, Della Penna, questi sono tutti giocatori comunque che hanno fatto una carriera calcisticamente, magari non sono stati fortunati fino in fondo, però comunque hanno dato sempre tanto. Ecco, io vorrei dire che la Procalcio del Sapienza ha questa peculiarità, che è una peculiarità nel calcio di oggi, che riesce a fare una prima squadra in eccellenza che la sta dando per la D e allo stesso tempo un settore giovanile con tutte le squadre d'elite, quindi questo come si riesce? Perché non è facile, di solito sappiamo che Massimo già lo faceva nella precedente esperienza e ha riportato questo modello, come si riesce a far? Perché di solito quando si punta forte sulla prima squadra si tende a tralasciare un po' il settore giovanile e viceversa, quindi questo lo chiedo a Davide. Si riesce con la programmazione, con una programmazione annuale. Io sono arrivato, ormai questa è la seconda stagione piena che faccio la Procalcio del Sapienza, è arrivato un intermezzo poi 3 anni fa, e si riesce appunto con una giusta programmazione, diciamo ogni anno tenere tutte le categorie elite non è facile. L'anno scorso le abbiamo prese tutte e 5 con la vittoria dei giovanissimi fascia B, quest'anno facendo i dovuti scongiuri siamo comunque in corso a tutte le categorie. Io, come avevo detto proprio alla vostra testata a settembre, l'obiettivo era quello di arrivare a fine campionato con tutte le squadre nella parte sinistra della classifica, perché poi è quello che ti permette appunto di lavorare con tranquillità, di formare in maniera più serena giovani calciatori, di mandare poi appunto su in prima squadra, e quindi è quello forse il segreto, che da noi non esiste una gestione della prima squadra, una gestione del settore giovanile, da noi è tutto un unicum dove tutti remiamo nella stessa direzione, non ci sono invidie, non ci sono gelosie. Io vado quasi sempre quando posso a seguire i ragazzi della prima squadra, i dirigenti della prima squadra, Marcello in primis, sono i primi a sostenerci giù nel settore giovanile, quindi forse il segreto è quello, che comunque c'è un'amalgama che ci permette di sostenerci reciprocamente nelle difficoltà, e comunque durante una stagione sono fisiologiche. Poi un modus operandi che ha creato anche un grande senso di appartenenza, cioè le ultime partite della prima squadra ho visto un paio di post di testone e Stefano erano gremite le tribune, c'era un quartiere a tifare Procalcio. No, sicuramente ecco, già una vittoria nel campionato è quella di aver riportato tanto entusiasmo nel quartiere. Comunque abbiamo, ecco, come dici te, fatto numeri importanti al botteghino che penso a Tor Sapienza non si vedevano forse dalla Serie B, esatto, quando c'era il Cerbiatto. Sì, assolutamente, quindi questa già è una vittoria. Ovviamente l'idea di poter vedere sempre così quegli spalti ci affascina, e questo ovviamente sarebbe possibile andando, ecco, magari cercando troppo anche a dirlo di arrivare in Serie D, però siamo lì per quello, ecco, quello che ci chiede il presidente. Stiamo cercando di ottenerlo. Davide peraltro ormai è diventato colonna portante della Procalcio del Sapienza, si è creato un grande duo con Stefano Volpe, lavorate fianco a fianco, però Marcello, io so che Davide, io lo sento in alcune voci di mercato, prossimo futuro, che ci dici tu? Io metto subito in difficoltà, lo aspettavo da anni anche lui. Guarda, non ti nascondo che come tutti poi, diciamo, gli addetti ai lavori fa piacere quando magari arriva, ecco, qualche chiamata, perché comunque riconoscimento del lavoro fatto. Allo stesso tempo io personalmente vivo questo lavoro come passione, quindi prima una passione di essere un lavoro, perciò se io sto bene a livello umano, ho la fiducia della società, ho empatia con le persone che si trovano all'interno, non ho proprio verso di cambiare area, quindi sicuramente fino alla fine della stagione rimango alla Procalcio del Sapienza. Se poi sarò confermato rimarrò anche le prossime stagioni. Io personalmente spero di andare in pensione alla Procalcio, assolutamente. Raccoglie un po' tutto quello che ho cercato, ecco, negli ultimi anni calcistici. Senti questa musica? Riconoscete questa musica? Mi piace. È il momento, signori, del gioco della vita.
gioco più atteso della regione. Ma ci posso dire un cambio di posto perché devo avere il contatto Devo essere invitato perché altro mi sta tornando. Ancora no. Maccio, come mai? Scrivete per Francesco Mancini. Arriva un messaggio, la Procalcio Tor Sapienza dopo 40 anni merita la Serie D, firmato Giovanni Cannizzo. Ecco, un bel augurio. Vabbè, prima posso aprire un attimo, ti interrompo il giocatore. Io volevo anche... no, fammi una giocatore. In chiusura? Partiamo col gioco della torre. Vai. Il gioco ormai lo conosci, io dico 2 nomi e tu ne devi buttare giù uno, con una piccola motivazione. Sì. Allora, partiamo soft, tu sei noto laziale? No, romanista. Lapsus. Come Debs, noto laziale. E Rivoglio Ziantoni io, Rivoglio Ziantoni. non dire queste cose perché dica io sono il conduttore oggi, ti posso anche mandare via. Attenzione. Primo duo. Bruno Conti o Francesco Dotti? Cominciamo. No, ma aspetta qualcosa di più. Aspetta a dirlo. Bruno Conti e Francescotti, io nasco nella generazione di Francesco Dotti, nonostante con Bruno Conti poi abbiamo un rapporto anche come Procalcio Tor Sapienza costante, certo, perché siamo immagino. affiliati Roma Academy e Bruno è responsabile dell'Academy, quindi ci vediamo, ci sentiamo cadenza mensile. Comunque io sono nato nella generazione di Francesco Dotti, ho avuto tutte le magliette di Dotti, mi sono immaginato nel campo di calcio ripetendo le gesta del capitano, quindi ovviamente non potrei mai buttare dalla torre Bruno Conti, mi butterei io piuttosto, però ecco, vedi, non ho la risposta, mi butto io. Scelgo Francesco tutta la vita, assolutamente. Allora, secondo duo, entriamo un po' più nello specifico. Tor Sapienza o Vigor per Conti? La Vigor per Conti è una società dove nasco, perché comunque inizio a fare osservatore, analisi degli avversari alla Vigor per Conti con Gianluca Mirra, mio carissimo amico e collega, direttore della città di Ciampino. La società che appunto mi ha inserito, mi ha lanciato un pochino nel calcio, però ovviamente la butto dalla torre tutta la vita, Procalcio Tor Sapienza. Allora, andiamo avanti, terzo duo, qui parliamo un po' delle nuove leve, tu fai parte della nuova leva dei direttori sportivi giovani, me ne devi buttare uno giù tra Edoardo Pane e Daniele Placido. Pane ce lo metto sempre fino a che non viene, Edoardo. Speravo qualche altro giorno. Pane o lo so. Ho un ottimo rapporto che non lo so io, con entrambi, però diciamo io arrivo, poi seguendo il periodo Vigor per Conti arrivo alla Romula come sostituto di Edoardo Pane, quindi ho avuto comunque un lascito e secondo me aveva già impostato un buon lavoro, anche se alla Romula non se ne parlava benissimo di Edoardo. Io sinceramente ho sempre avuto un ottimo rapporto sia lavorativo sia umano, quindi seppur con Daniele anche se il rapporto non è magari di amicizia come Edoardo, però c'è una stima reciproca, comunque una considerazione reciproca, dico lo devo buttare dalla torre, poi cercherò di andarla a raccogliere tra qualche anno magari, sperando sia ancora lì e integro. Ultimo duo. Sì. Diego, come tu sai io sono abbastanza cattivo È giusto, questo l'ho preso anche a me, questo l'ho avallata subito appena me la facciamola subito. Ultima. Sei pronto? Roberto Belardo o Nicola Vilella? Inquadra più da vicino. Gli occhi lucidi. No, voglio guardare. No, diciamo parliamo sempre di calcio e mai di aspetto umano. Certo. Ad ogni modo ti vedo un po' in difficoltà. Sì, sono in difficoltà, comunque butto dalla torre Roberto Belardo. Lo butto dalla torre perché ormai sono passati appunto 2 anni e mezzo, uno dei motivi, il motivo anzi probabilmente del mio addio alla Romulea è stato quello, non ve lo nascondo, per me è un grosso allenatore di campo, non ho avuto diciamo lo stesso tipo di, non ho avuto facilità nel lavorarci al di fuori del campo, dietro una scrivania. E con Nicola comunque, anche se il rapporto magari è un po' così stantio, raffreddato, spero che un domani si possa comunque riaprire, perché ho una comunque considerazione umana di Nicola
e devo rendergli atto che mi ha dato un incarico importante a 24 anni, ha avallato il mio ruolo da direttore sportivo della Romura, e comunque parliamo di una delle società più importanti, gloriose, storiche, se non la più gloriosa di Roma, quindi non posso che essere di grado. Poi se mi avessi chiesto magari Nicola Vilella o Presidente Armeni era più facile rispondere, però tra Belardo e Nicola rispondo, butto dalla torre Roberto. Allora, io ragazzi, il mio anche oggi l'ho fatto, Diego, non so se sì, andiamo verso la chiusura, ricordando che siamo vicini, stiamo già lavorando per il Memorial Castelli, questa bellissima avventura che è cominciata la scorsa stagione, di cui Gazzetta Regionale sarà media partner, vi faremo divertire insieme anche quest'anno, e approfittiamo per salutare il professor Vincenzo Castelli, che qualche giorno fa è stato premiato addirittura dal Presidente della Repubblica Mattarella con l'onore al merito, la più grande onorificenza che viene riconosciuta a un cittadino civile, perché ha formato ben 15.000 operatori BDSM che possono salvare la vita, oltre ad aver donato 300 defibrillatori alle società sportive. Bellissimo, bellissimo. Nasce da, come è successo anche poi per i genitori di Alessandro Pini e Claudio, che salutiamo, quando un genitore riesce a trovare dal dolore la forza per fare qualcosa di buono anche verso gli altri ragazzi che giocano a pallone, come il figlio a cui naturalmente è dedicato lo stadio dell'Agrocalcio, è veramente una bellissima cosa. Facciamo veramente tanti complimenti. E insomma, ci siamo. Signori. Aspetta. Ultimo saluto in chiusura del tecnico del Palestrina Cristiano Di Loreto, un saluto a tutti, specialmente a Marcello, grande persona. Grande mister. Signori, siamo giunti alla conclusione di una nuova puntata di GR. Perché la musica, perché per me devo fare sopra la musica. Diciamo che è stato telefonato ultimo, ha detto che la gente vuole come sigla la sua canzone, e quindi la prossima settimana cercheremo di la stiamo aspettando. Ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima.